Le Nazioni Unite hanno scelto l'11 febbraio come data per celebrare la Giornata internazionale delle donne nel campo della scienza. La parità di genere nell'educazione di primo e secondo livello è stata raggiunta, tant'è vero che la popolazione femminile in Europa è addirittura più incline a intraprendere gli studi universitari. Tuttavia, la differenza si trova nelle scelte e nella rappresentazione di genere nei percorsi di studio che riguardano le materie STEM, acronimo inglese che sta a significare Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ed è necessario affrontare questo aspetto perché rappresenta un tassello importante all'interno della disparità di genere che ha delle conseguenze importanti non solo sul futuro delle donne, ma anche dell'intera società. Esistono ancora oggi pregiudizi e stereotipi di natura individuale e di natura sociale e legate al contesto familiare che sono alla base di un divario nel mondo delle materie STEM. C'è lo stereotipo per cui le donne avrebbero meno attitudine per le materie scientifiche e in alcuni contesti prevale ancora l'idea che la donna debba lavorare tra le mura domestiche e occuparsi della casa e dei figli. Questa percezione sociale crea una sorta di barriera per le donne e porta anche ad una minor motivazione personale per le materie scientifiche e quindi sin da bambine le donne talvolta si sentono quasi incanalate all'interno di percorsi predefiniti. Oltre ai benefici individuali, avere più donne nella scienza garantisce anche un maggior capitale umano per affrontare le sfide tecnologiche e scientifiche del futuro. E poi la diversità è un elemento essenziale nella scienza, perché riuscire ad osservare un problema da prospettive differenti aumenta la possibilità di trovare soluzioni, tanto che la diversità di un gruppo di persone risulta tanto importante quanto le abilità individuali. La promozione e l'incentivazione della scelta di materie STEM da parte delle ragazze può passare attraverso due ambiti, quello della scuola e quello degli esempi positivi. La scuola ha il compito di formare, di informare e soprattutto di incoraggiare. La scuola è il luogo dove si impara a sognare e dove si capisce che i sogni si possono realizzare con l'impegno e con le proprie forze. E la promozione delle materie STEM, ad esempio, va supportata attraverso l'aggiornamento e il miglioramento dell'insegnamento nelle scuole, così come l'incentivazione va supportata per proseguire gli studi STEM a livello universitario e nel mondo della ricerca. Ad esempio, l'approccio all'insegnamento dovrebbe essere un approccio di tipo laboratoriale e cooperativo, cioè un approccio che sia in grado di risvegliare la creatività e la curiosità degli studenti attraverso il fare scienza e non subirla o semplicemente ascoltarla, come spesso accade appunto nelle classi delle scuole. Quindi un approccio diverso che dovrebbe far pensare come meno inaccessibili i contenuti scientifici, un approccio che dovrebbe sviluppare l'attitudine al pensiero logico e alla risoluzione dei problemi più o meno complessi. Questo è importante anche perché questo aiuta ad abbattere lo stereotipo secondo cui le materie scientifiche non sarebbero adatte per le ragazze e questo appunto ha un impatto molto importante sulla partecipazione delle donne a carriere professionali più qualificanti e anche con un reddito più adeguato. L'altro punto, accanto alla scuola, è quello della presentazione di modelli e di esempi positivi, perché la mancanza di modelli nell'immaginario collettivo gioca sicuramente una parte importante e non si parla mai abbastanza del contributo femminile al progresso scientifico, perché spesso le donne sono state un po' lasciate da parte dal modo in cui si racconta la storia dell'umanità. Ed esempi positivi di donna sono molto importanti, esempi di donne che hanno perseguito le proprie aspirazioni con determinazione, nonostante gli ostacoli, i pregiudizi e che vivono con entusiasmo e curiosità le loro sfide professionali.
Diciamo che se guardiamo sia al passato che al presente, il contributo femminile alle scienze, alla tecnica, all'ingegneria e alla matematica, quindi alle materie STEM, è fondamentale e ci si deve augurare appunto per il futuro che questo contributo sia sempre maggiore e sempre più riconosciuto. Quindi diciamo che nonostante ci sia ancora molto da fare per migliorare il rapporto tra donne e materie STEM, non mancano casi bellissimi e importantissimi che attestano come donne e scienza siano tutt'altro che incompatibili, anzi. E mi piace ricordare il caso di Marie Curie, chimica e fisica polacca naturalizzata francese, che è stata insignita di 2 premi Nobel nel corso della sua vita di scienziata in 2 discipline diverse, il Nobel per la fisica nel 1903 e il Nobel per la chimica nel 1911. Ma poi abbiamo Rita Levi Montalcini, a cui è dedicata un'aula all'interno del CNR, neurologa di fama internazionale e premio Nobel per la medicina nel 1986. Se veniamo ai nostri tempi, ai tempi attuali, Caroline Bertozzi, scienziata americana, è appena stata insignita del premio Nobel per la chimica, grazie ai suoi contributi nella comprensione dei meccanismi cellulari che aiutano a comprendere le malattie e a sviluppare nuovi metodi di cura. Oppure Samantha Cristoforetti, che è aviatrice, è astronauta, è un ingegnere, è un militare, è la prima donna italiana che ha fatto parte degli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e la prima donna in assoluto ad essere stata comandante della stazione sperimentale, della International Station. E mi piace anche ricordare che ad alcune scienziate famose, per esempio Marie Curie, sono intitolati delle iniziative e dei programmi di ricerca molto importanti. Le Marie Curie Actions della Comunità Europea rappresentano tra le borse di ricerca e innovazione più competitive e prestigiose d'Europa e sono appunto delle borse fatte per sostenere la ricerca nello spazio europeo. Direi quindi che dare avvio a progetti educativi e di orientamento alle discipline STEM e portare esempi positivi è importante e serve appunto per raggiungere l'obiettivo di accompagnare le più giovani alla scoperta di nuove professionalità in ambito scientifico e tecnologico, garantire loro gli strumenti necessari per scegliere con consapevolezza e incoraggiarle a raccogliere le sfide del futuro. Incontrare e apprezzare la scienza comporta sicuramente molto impegno, molti sacrifici, molta dedizione, ma è un percorso che ripaga moltissimo, perché appropriarsi della scienza significa non solo possedere gli strumenti e le conoscenze per capire come funziona il mondo, come funziona tutto quello che ci circonda, ma significa anche avere la possibilità di cambiare le cose che non vanno bene, di migliorare appunto le cose. E questa è una scoperta veramente eccezionale, una scoperta che emoziona giorno dopo giorno.